In ogni competizione ci sono vincitori e vinti. La provincia di Agrigento, che ha eletto 8 nuovi parlamentari, vede anche esclusioni eccellenti. Non si può iniziare con questa particolare lista dal ministro degli esteri Angelino Alfano e il suo partito, che da nuovo centrodestra è divenuto Alternativa Popolare, appoggiando il candidato Micari di centrosinistra, non è riuscito a raggiungere la soglia del 5% valida per entrare al Parlamento siciliano. Una debacle. Non è scattato dunque il seggio alla lista che vedeva candidati Enzo Fontana, già presidente della provincia di Agrigento, già deputata all'Ars, che nonostante i 5.296 voti non viene rieletto, e il deputato nazionale Giuseppe Marinello. Rimane fuori dall'Assemblea siciliana anche l'empedoclino Michele Cimino, all'Ars dal 2001, più volte assessore, agricoltura, bilancio, affari territoriali, e già vicepresidente della regione. Con i suoi 4.619 voti non viene eletto. Due le esclusioni eccellenti nella lista dell'Unione di Centro, una delle liste più forti della provincia di Agrigento, che ha governato con Crocetta e che ieri si presentava a sostegno di Musumeci. Si tratta del canicattinese Gaetano Cani con 4.220 voti e di Salvatore Iacolino, già europarlamentare del PDL, con 4.676 voti. Nel Partito Democratico non riesce nella riconferma Giovanni Panepinto, dopo un testa a testa con Michele Catanzaro, e quest'ultimo che ottiene il seggio con 238 voti di differenza. Fuori dall'Assemblea regionale, ed era anche presente nel listino del presidente Micari, l'ormai ex vicepresidente in carica Mariela Lobello, 1.715 voti.